Camera di Commercio di Venezia Rovigo è lieta di presentare l'incontro di stamane che riguarda il tema delle comunità energetiche rinnovabili. C'è questa legge del 2022 della Regione che tende a promuovere lo sviluppo di questa nuova iniziativa che non è il futuro, è il presente. Dobbiamo tutti quanti lavorare per trovare le modalità per fronteggiare questa enorme crisi energetica che colpisce famiglie e imprese. La Camera di Commercio è in prima linea sui temi della sostenibilità e della transizione, sia digitale ma anche ecologica. Ricordo che la Camera, tra le varie iniziative in materia, sta seguendo in modo diretto anche la costruzione della nuova sede in terraferma in via Torino, e questa costruzione è stata già progettata, quindi fin dall'inizio, secondo il protocollo LEED di sostenibilità energetica, economica, di funzionamento e di manutenzione. Quindi il tema della sostenibilità ci è molto vicino, come anche il fatto di aderire alla fondazione di recente costituzione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che andrà proprio a promuovere tutte quelle attività possibili per fare di Venezia effettivamente la capitale mondiale e di questo movimento, diciamo, che si ispira ai temi della sostenibilità in tutti i suoi aspetti. C'è un appuntamento interessante qui in Camera di Commercio con coloro che sono anche gli operatori economici e le istituzioni per fare un po' il punto della situazione su quelle che sono le configurazioni energetiche che ci vengono proposte dall'Europa e che noi abbiamo recepito nella nostra normativa. Configurazioni energetiche che prevedono la partecipazione dei cittadini, delle istituzioni, per arrivare a produrre energia e a consumarla. L'intento è quello non solo di intervenire sui costi dei consumi energetici, ma anche sul raggiungimento degli obiettivi che dobbiamo perseguire entro il 2030, un orizzonte temporale molto vicino, in merito alla quantità, alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e dalla necessità di arrivare ad una decarbonizzazione completa, e questo sarà un obiettivo del 2050. Oggi facciamo un po' il punto della situazione per capire lo stato dell'arte e vedere come i comuni possono aiutare anche le aziende del territorio e i privati nel allestire, nel realizzare le comunità energetiche. Oggi è una bella occasione per parlare delle comunità energetiche in un momento particolare, perché proprio ieri il Ministero ha messo in consultazione il documento per il recepimento della direttiva europea 2001 del 2018 e quindi passiamo alla fase, diciamo così, operativa. Le comunità energetiche interpretano bene questo momento in cui la produzione di energia avviene sempre più in impianti di piccole dimensioni distribuiti sul territorio, con il coinvolgimento dei cittadini nella gestione integrata di produzione e consumo. È una nuova dimensione della fornitura di energia, ma una nuova dimensione che rende tutti protagonisti e che offre delle opportunità anche dal punto di vista economico di risparmio. Quindi l'augurio, l'auspicio è veramente che tutti diventiamo protagonisti del settore dell'energia e tutti possiamo avere dei benefici nelle bollette, perché in questo momento è estremamente urgente.